Sardinia Music Podcast, oggi siamo a Telti e abbiamo il piacere di avere come ospite Alain Patittoni, chitarrista, compositore, insegnante e anche autore in realtà di un libro, di un manuale sulle triadi, Una nota alla volta, di cui parleremo magari più tardi. Qui siamo a Telti nella splendida azienda agricola Petra Manna. Come stai, Ale? Tutto bene. È un piacere. Tutto bene, il piacere è tutto mio. Qui adesso poi piano piano illustreremo tutte le cose che ci mangiamo. Eccoci qua. Salute. Salute. Alle regie, che oggi sono ben due, abbiamo anche tecnico audio. Nome d'arte non l'hai mai ricercato? No. Non ti è mai capitato di dire cambio? No. Il personaggio non ti piace, diciamo? No. E poi comunque ci ho messo talmente tanti anni ad accettare questo nome che ormai che l'ho accettato preferisco tenerlo così. Vabbè dai, alla fine è un bellissimo nome perché per la diversità in confronto agli altri, Francesco, Marco... Sì, quando ero piccolo era un po' strano, dicevo ma perché non ho un nome inglese invece? Addirittura? Sì. Sempre parlando delle origini, un primo ricordo legato alla musica che ti viene in mente? Puoi pensarci, tranquillamente. Vabbè, ne ho tanti comunque. Quello è il primo che ti viene in mente? Vabbè, il primo è normale, cioè mia madre e mio padrino. Che suonavano? Suonavano insieme e quindi loro sono stati, diciamo, quelli che mi hanno fatto scoprire la musica e naturalmente i primi ricordi vuoi tu, vanno sempre verso di loro. E poi di sicuro io che sto ore e ore
a cercare le note di qualsiasi canzone sul pianoforte che avevamo a casa, perché io ho iniziato come pianista, ma dato che era rotto, alla fine la chitarra funzionava e sono andato a quella. Però quindi cercavi di replicare le canzoni col pianoforte o cercavi semplicemente... Sì. In particolare proprio perché poi la questione è questa. Mia madre mi ha parlato di questo suo amico pianista, ma un giorno casualmente io verso i 10-11 anni ho trovato una cassetta in soffitta, una sua cassetta di questo artista che si chiamava Alan Clare. E quindi cosa succede? Che io mettevo la cassetta nel mangianastri e mentre andava un brano che mi piaceva tanto io Cercavi imitavo col pianoforte. tutte le note. Cavolo, questo parliamo di che età? 11-12 anni. E quindi poi hai preso prima lezioni di pianoforte per caso, oppure No, una volta mai. trovata la chitarra? E come l'hai No. trovata la chitarra? Era sempre a casa? No, in realtà la chitarra è arrivata col fatto che mio cugino, Matteo, suonava la chitarra e lui era bravissimo. Più grande? No, alla mia stessa età. E quindi dicevo, ma voglio diventare anch'io bravo come lui. E quindi è stato, come dire, stimolante il fatto che ci rincorressimo a vicenda, ma all'epoca lui suonava molto meglio, quindi io dovevo diventare più bravo di lui. Questa è una bella sfida alla fine. Che... Sì, però è super divertente. Comunque in realtà da piccolo non ho preso lezioni di pianoforte, però ho avuto 2 insegnanti, uno di musica, che è zio Baluriccu, che oltretutto è stato, come dire, un grande fisarmonicista in passato. Telti, ovviamente. Telti, sì. Siamo il maestro di musica dei Telti, era lui. Però insomma lui è stato il primo che mi ha guidato nella conoscenza della teoria musicale. Quindi prima di tuo padrino? La teoria musicale me l'ha spiegata lui, Ok. cioè è stato lui che mi ha dato il primo Bona per iniziare a studiare. No, che poi no, il Bona me l'ha dato l'altro insegnante di cui parlerò adesso. Che si chiama? Adesso c'ho i vuoti di memoria, avete presente? Vabbè, ma prenditi il tempo, Sì, tanto adesso- tagliamo, non ti preoccupare, pensaci. Ci sono gli animali che cercano di prendersi il cibo intanto qui in giro, perché comunque Pedramanna è un'azienda agricola che produce un mirto incredibile che poi assaggeremo, e se si vedono gironzolare intorno ci sono vari animali, tra gatti, galline, oche, maialini, asini, e sembrano tutti mansuetissimi, quindi devono essere comunque trattati alla perfezione, con dolcezza, e si vede qui. Nino Fiori. Nino Fiori. Stavo parlando da troppe cose che non ti fa niente, passi da una cosa all'altra. E Nino Fiori sempre di Telti, lui Sì. sei polistrumentista, musicista? No, lui in realtà è un chitarrista Ah. di formazione classica, che però ha anche studiato flamenco. Ah, E diciamo che lui un giorno mi ha visto suonare con uno dei primi gruppi che ho avuto, si chiamava Le Nuvole Barocche, facevamo proprio le cover di De André. Ah. Eravamo in 13-14. ma in flamenco, no? No. No, e lui mi ha visto suonare lì e ha detto, guarda, vedo che hai del potenziale, voglio instradarti un minimo. E quindi mi ha chiamato a sé per darmi un po' di lezioni. E insomma, sono state le prime lezioni vere di chitarra e quindi mi ha dato l'impostazione per poter Dalla continuare mano, sì, poi a tutto. studiare. Sì, è stato fondamentale. C'è ancora a Telti, insegna ancora? No. L'hai sostituito tu. Era Ok, teoricamente. cambio generazionale. Allora, intanto comunque se vogliamo approfittarne, salsiccia, questa qua è su Sartizzu, salumificio campidanese, ed è aromatizzata al mirto, è la prima volta che assaggiamo, quindi prego. Sì. Vediamo un Ottima, po'. squisita, davvero buona. Io non sono neanche l'amante della fresca, preferisco un po' più secca, ma questa è molto molto buona. Buonissima. Poi qui abbiamo comunque pecorino al tartufo, sempre di amici di Porto San Paolo, di Lori Porto San Paolo, la casa del formaggio, che anche quello assaggeremo, sempre da loro un erborinato di pecora, poi il miele sempre di Berchida di Apilvia e, come abbiamo già detto, il Pedramanna di Telti, che assaggeremo appena possibile. C'è stato un momento in cui hai realizzato che saresti diventato un musicista, che avresti voluto fare il musicista, o come appunto magari naturale, essendo cresciuto in una casa in cui la musica era molto presente, era già quasi scontato che l'avresti fatto? Ho avuto 2 momenti, che poi diventano 3 praticamente, nel senso che io già verso i 12-13 anni avevo deciso che avrei fatto il conservatorio. Quindi a quel punto ho scelto la scuola superiore che potesse andare meglio rispetto a quelle che erano le mie esigenze, ma tanto sapevo che l'obiettivo era un altro.
Però nel cammino, quindi verso i 14-15 anni, ho avuto un periodo in cui ho proprio abbandonato lo strumento per un po' di mesi. Poi da un momento all'altro arriva una proposta, mio padrino insieme a Nicolò, che è il figlio di Nino Fiori che mi dava le lezioni, formano un gruppo, insomma era una serie di musicisti, tra cui anche il fratello di Nicolò che all'epoca suonava. Insomma, da lì nasce l'idea di ripartire un po' con la musica e a quel punto dico, ok, no, aspetta Alen, prendi seriamente questa cosa che c'hai del talento, devi sfruttarlo. E quindi poi da lì mi sono rideciso e ho detto, ok, adesso diventerà una cosa che prenderò seriamente. Quindi quando hai abbandonato lo strumento per quei mesi, hai proprio pensato faccio qualcos'altro nella vita? Oppure era solo una pausa in cui dici aspetto e vedo se mi ritorna magari, oppure come è capitato? Avevo perso per un attimo lo stimolo. Lo stimolo. E poi di botto così arriva, la musica ti prende lei, tu la scegli fino a un certo punto, no? Esatto. E non c'è più stato quindi un momento in cui hai pensato mollo la musica e Ce ne sono stati qualcos'altro? parecchi. In generale quindi è un su e giù alla fine a seconda Sì. di tante cose, no? A voglia. Vabbè, quello più evidente è stato il momento del Covid. Ok. Lì proprio... Però, come dire, io l'ho usato come scusa anche per dedicarmi a cose che volevo fare da anni, quindi, rimettermi a lavorare in legno. Altre passioni, certo. Sì, quindi diciamo che l'ho vista anche positivamente. Quindi... Il momento peggiore credo che per molti sia stato comunque il Covid. Sì, assolutamente. Certo, la musica ti dà comunque quella cosa che anche da solo dentro casa potresti comunque riuscire a evadere grazie alla musica. Quella è una cosa che faccio giornalmente. Cioè io ho bisogno di ascoltare un minimo di canzoni ogni giorno, possibilmente di generi totalmente diversi l'uno dall'altro, in modo che ogni parte di me abbia, come dire, il suo cibo. Beh, la musica è terapia alla fine, no? Assolutamente. Siamo d'accordo su questo. Sì. E allora, invece, un'altra domanda è quando sei passato a Sassari, da Telti, sì. E lì hai cominciato già a vedere un'altra scena musicale in confronto alle nostre zone, diciamo, Berchidda, Telti, Olbia, e com'è stato l'approccio, diciamo, da adulto a quel punto alla musica? Da adulto, 18enne, 19enne, comunque... Ero ancora un ragazzino. Si è ancora ragazzini. Lo sono tuttora, però all'epoca in particolare, perché comunque io sono e rimarrò sempre un sognatore. Quindi, nonostante adesso abbia 34 anni, non mi sento proprio di essere, come dire, arrivato alla maturità. È una cosa che ricerco costantemente, quindi mi va bene così. Io mi sono appassionato al jazz quando avevo più o meno 11 anni, 12, una cosa del genere. E quindi il fatto a un certo punto di poter andare a studiarlo, confrontarmi con musicisti più bravi di me, per me è stato uno stimolo enorme. Perché ho detto, finalmente, da Telti, che comunque con tutti i suoi pregi è un paese, e quindi dal punto di vista culturale è difficile avere... Quel confronto che comunque, bene o male, però hai avuto, nel senso, inizialmente. Sì, assolutamente, ma non con quella che era la mia passione più grande, che era il jazz in quel momento. Quindi avevo proprio bisogno di cibarmi di questa cosa, sentire e apprendere, perché comunque è un modo talmente complicato quello di quella musica, che hai bisogno un po' di viverlo sul campo, studiarlo, confrontarti. E quindi per me è stato bello questo aspetto qua. Naturalmente non c'è stato solo il jazz, per fortuna, si sono aperte una serie di porte che già mi interessavano, e quindi sono riuscito più o meno a incanalare, come dire, le mie aspettative lì dentro. E Sassari parliamo quindi di che anni? Nel 2010-11? 2010-2011. E com'era Sassari a quei tempi, quando sei arrivato? Beh, c'era fermento. C'era fermento sì, sia musicale che culturale? Secondo me sì, era una bella piazza. Che cosa frequentavi musicalmente parlando, e poi ovviamente anche, cioè, in generale? Allora, il primo anno ricordo che l'appuntamento fisso era andare alla jam session di jazz al Poco Loco di Alghero, e lì mi sono fatto le ossa. Bello. Col jazz. Ricordo che andavo con un batterista di Macomer pazzesco, Andrea Serra, che è un mio carissimo amico,
andavo con lui. Poi, vabbè, il giovedì, se non sbaglio, c'era la jam all'ex questura di Sassari, all'ex Q, e quindi lì c'era la jam di blues, dove c'erano musicisti pazzeschi anche lì, tra cui mi ricordo Federico Luglio, che era uno degli organizzatori insieme a Luca Vargio, insomma, gente che ne macinava e che ha fatto muovere tanto in quegli anni. Vabbè, molti eventi, molti concerti in generale. Sì, sì, poi chiaro. Era molto viva a quei tempi, comunque mi piaceva anche andare, che so, al Tumbao, dove spesso c'era reggae, o comunque l'ambiente quello, attorno Sì, a sì. quel sistema lì. Però io andavo sempre alla ricerca del funk, che è l'altra mia grande passione. E quindi a un certo punto avevo conosciuto DJ Padrino, che è Luca grande, Caredda. grande. E quindi i suoi eventi per me sono stati quelli che ho detto, finalmente posso ballare la roba che voglio io, hai presente? Sì, sì. Quella è stata importante per me come cosa, perché cercavo da anni la possibilità di dire ok, ma c'è qualcuno che si interessa a questo genere che sembra che nessuno voglia ascoltare. E invece per il genere che negli anni 70, 60, fino all'80 ha fatto ballare tutto il mondo. E quindi artista funk preferito? Il primo che ti viene in mente. vabbè, il primo che mi viene in mente è James Brown, Ok. indubbiamente. Anche se sarebbe davvero fuori classifica probabilmente. Nel senso- Quindi il secondo. Allora, è difficile da dire. Il secondo forse direi Tower of Power come band, perché sono stati il gruppo che mi ha fatto scoprire il funk, perché me l'aveva fatto sentire mio padrino. Io era una vita che cercavo di dire, ma quando è che sentirò finalmente il funk vero? No, perché sentivo delle cose, ma all'epoca non era come adesso, YouTube era un po' più lenta la questione, e poi comunque non trovavi tutto e soprattutto non sapevi chi cercare. Beh, certo. Era quello il punto. Certo. Il O te lo confronto consigliavano, o te lo facevano sentire. era quello. Oppure dovevi stare lì. A quei tempi l'algoritmo YouTube era tanta roba, nel Sì, senso ti funzionava faceva di più. capitare cose che assolutamente. davvero sia correlate e sia però anche sconosciute. Sì, sì. Beh, tipo, io grazie a YouTube, all'epoca, tra le ricerche di musicisti sardi che stavo ascoltando, viene fuori il nome di Chiara F. Chiara Figus, con cui poi dopo abbiamo Hai collaborato? collaborato, abbiamo fatto anche un disco insieme, ed è una cantautrice che io adoro perché ha una penna fantastica. È venuta anche al Timing Jazz quest'anno, se non sbaglio. No, scusa, l'anno scorso all'Insula all'Insula Lab. E abbiamo suonato insieme, sì, sì. Sì, sì, abbiamo fatto un disco 2 anni fa. Sì, ne volevo parlare dopo, abbiamo Vabbè. anticipato. Vabbè, vuoi tagliarlo? No, non tagliamo niente, non tagliamo niente. Tanto mangio tranquillamente. se c'hai Volentieri, fame. perché è veramente buona. Assaggio, taglia. Devi aspettare a mangiare il pane. Perché? Perché Dice- ti lascia il retrogusto del mirto appena finisci di masticare. Aspetta, proviamo. Il mio caro amico fa del formaggio, così in famiglia se lo fanno, no? E in più avevano le mucche, insomma, quindi avevano anche la carne. Quindi dopo un anno che sono stato a Sassari in povertà, comunque si sa che quando fai l'università non è che c'hai... Ci credo. Per me la magia di fare lo studente è anche quello. Certo, imparare ad arrangiarsi, Sì. ovviamente. E quindi ho questo ricordo, dopo un anno lì che mangiavi quello che trovavi, poi a un certo punto torni a Telti, ti invita il tuo amico, uno degli amici più stretti, dice dai vieni che il mio formaggio, la carne appena tirata fuori dal... È diverso, cambia. In Sardegna lo ripetiamo sempre e ogni volta cerchiamo appunto di cambiare, ma ci vorrebbe una vita intera per assaporare tutte le delizie che ci sono in Sardegna. Una vita intera. A proposito di delizie, questo è il pecorino al tartufo, prego. Telti, Sassari, poi Bologna. Com'è stata passare da Sassari a Bologna? No, più che altro la questione è questa. Io mi ero preso un anno sabbatico, cioè mi ero fermato, cercando di capire cosa fare dopo il triennio. Però avevo frequentato i seminari di Nuoro dove avevo conosciuto un sacco di musicisti da tutta Italia, era il 2014 più o meno, quando mi sono fermato, no, il 2015, e a un certo punto in questo anno fermo inizio a fare le chiamate a queste persone che avevo conosciuto. Senti, ma Milano com'è? Roma com'è? Insomma, alla fine sento un ragazzo che avevo conosciuto a Siena, che si chiama Davide Angelica, oltretutto un chitarrista pazzesco, lui è siciliano però ormai sta a Bologna, e lui mi dice no ma Len qua è bellissimo a Bologna, perché gli altri mi dicevano no qua non venire, no non è un granché, e lui mi dice no Len vieni qua, anzi guarda Assolutamente. se poi ti do pure una mano se hai bisogno di qualche contatto per l'affitto, insomma. E quindi niente, vado lì, faccio l'esame di ammissione al conservatorio con il maestro Tommaso Lama di chitarra, che insomma è stato
molto formativo. Sì, Tommaso Lama è uno dei docenti, insomma, storici italiani di jazz. Ho avuto la fortuna di studiare con lui e sono molto contento. E quindi sì, poi arrivi a Bologna, l'ambiente è diverso. All'epoca era ancora città della musica quasi ogni anno praticamente. Sì, anche se era il periodo in cui stavano iniziando Con un pochettino i cambiamenti. Che hanno rovinato, per quanto mi riguarda, io... Sì, purtroppo la musica dal vivo ne ha risentito negli ultimi anni in tutti i posti. Però Bologna era abbastanza evidente. Anche perché hanno fatto delle ordinanze in cui sequestravano gli strumenti se non avevi il permesso di suonare. Sì, era un po' quindi particolare. È cominciata sì. un po' di repressione anche da quel punto di vista. Sì, anche se devo dire che ogni tanto sbucava fuori qualcosa, perché comunque quando c'è fermento puoi inventarti quello che vuoi, ma io troverò la soluzione per... Sì. Però come era all'inizio perlomeno era una cosa quasi impossibile da trovare in Italia, dove si suonava in piazza 5, 10, 15 persone. Ah beh sì, quello assolutamente. Però... Vai, scusa. No, dimmi. No, per esempio, se inerente a Bologna, un ricordo che ti viene in mente se devi pensare a Bologna e alla musica, che cosa ti viene in mente? Parecchie cose. Quella che ti viene in mente per prima. O comunque. Vabbè, quella che mi viene in mente per prima è lo Sghetto. Le serate allo Sghetto. Perché era un posto dove c'era fermento. Cos'è lo Sghetto? Io non ho presente, sai. Ah, non ci siete mai stati? No, mi sa di no. È una bella realtà. Vabbè. In che zona stava? Stalingrado, ok. sotto il ponte proprio. Ah, ho capito. E praticamente, diciamo, l'hanno aperto l'anno prima che iniziasse il Covid, se non sbaglio. Ah, ecco perché forse per quello non l'ho... Esatto, io poi sono tornato altri 2 anni a Bologna, quindi l'ho frequentato più dopo post-Covid? No, in entrambi i casi. E lì era bello perché adesso c'era molto jazz, ma c'era anche molto hip hop, comunque tutta la cultura legata all'hip hop di per sé. Quindi il giovedì c'era proprio una jam dove eravamo un sacco di musicisti, però c'erano i rapper che intervenivano assolutamente. Si creava qualche rapper o qualche musicista. Ricordo Shorty dei più famosi, diciamo, che girava lì. In realtà però c'erano tanti. I ricordi che ho sono i musicisti con cui ho suonato, nel senso che il più bravo, scusa, dai, te la butto lì così. Il più bravo è difficile da dire. Lo so, vabbè, non si offendono gli altri. Diciamo quello che mi ha sorpreso di più, da tanti punti di vista, Kim Bayunko, contrabbassista. Che poi è un caro amico per me, una persona che porto proprio nel cuore. Lui è un contrabbassista siciliano, siamo incontrati lì. Ma nome d'arte? O... Kim Bayunko è il suo nome. Ah, ok. E adesso lui sta in Francia, suona lì, credo che stia suonando quasi ogni giorno. Beato lui, ovvio. No, ma lui aveva un orecchio pazzesco, un gusto pazzesco, in più qualsiasi partitura potessi mettergli davanti, lui la leggeva alla prima. E quindi per me avere a che fare con lui è stato un grande stimolo, mi ha fatto vedere degli aspetti che magari io da solo potevo non notare. E come l'hai incontrato? Al conservatorio, eravamo colleghi. Colleghi. Grandi serate insieme, avevamo le jam, qualche birretta, qualche vinello, qualche... Al solito. Qualcosina. E invece, giusto per ritornare in Sardegna, ma perché è semplicemente collegato alla domanda che ti ho fatto adesso, il più forte musicista, secondo te, sardo? Il più forte? Con cui hai suonato, scusami. Con cui ho suonato. Sardo. Una delle persone che stimo di più per il lavoro che ha fatto concreto è Simone Faedda. Ok. Poi perché comunque ha fatto un lavoro che io reputo incredibile sulla chitarra a livello di ricerca, di alcuni aspetti specifici, tipo il contrappunto. Vabbè, un gran punto di riferimento. Quindi consideresti anche lui il miglior chitarrista in Sardegna? Perché questa è un'altra domanda. No. Chi è il miglior chitarrista in Sardegna? Anche questo è difficile. No, ma non c'è. Non c'è. Dopo di te. Esatto, il migliore sono io, quindi... Dopo di Alain. Sono dei talenti incredibili sulla chitarra in Sardegna. Potrei veramente farti un elenco abbastanza lungo. Infatti queste domande le faccio proprio per far capire quanto è difficile scegliere tra l'enorme produzione musicale che abbiamo qui. È lunghissimo. E invece, quanta competizione c'è in ambito musicale e tra colleghi? Questo dipende molto dal genere musicale. Dipende dal genere, ci sono generi in cui c'è più competizione rispetto ad altri. Assolutamente. Ok, facciamo degli esempi. Nel jazz?
O nel jazz. La competizione, come c'è la disputa, no? Jazz. Io sono sardo, quindi dico jazz. Esatto. Timing jazz. Esatto. Il jazz è molto competitivo, forse se lo porta dentro proprio storicamente questo aspetto, già dall'America, perché comunque io immagino cosa volessi dire 100 anni fa. Trovare un ingaggio, dici? E tenerlo soprattutto. Cioè, io ho il suono più grande del tuo, quindi chiameranno me e io rimarrò qua. Io starò meglio dentro questa situazione, quindi devo dimostrare che ho le skills che tu non hai. Poi non è solo competitivo, però la competizione fa molto parte di quella musica, secondo me. Vabbè, saluta anche Ciao. l'amico. Ciao. Chi c'è qui? Chi c'è qui? Come ti chiami? Boh, tocca solo il cavalletto. Chiamalo, Masa. Mentre... Ma guarda un po' tu come... Ti ha fatto ricordare qualcosa il Basset Town? Ah beh, sì. Che cosa ha fatto ricordare? Gli Aristogatti. Gli Aristogatti, ecco, lo stavo per dire. Chi c'è qui, brutto ciccione? Sì, ci abbiamo da mangiare, ma non è per te. Per te non è per Ciao. te. Beh. L'invasione dei Basset Town. Sì, Ervino no. Sì, allora appoggio la bottiglia qua perché sennò sa, bevono a Dai, andate adesso, andate via. Bravi. Ma un'altra domanda un po' più leggera. Un artista che ascolti di cui ti vergogni a dire che lo ascolti? Mi vergogno? Sì, magari un artista pop che te lo ascolti però dici non lo so, non lo metterei quando c'è altre persone. Ah, beh, chiaro, io in realtà poi non ho stereotipi. Ok. Io sono talmente libero che veramente non mi importa questa cosa. Però sicuramente, che so, magari rispetto a certi artisti, magari sapere che io adoro Giorgia, per dire. Ok, ad esempio. Invece Giorgia Giorgia per me è una tanta roba. grandissima artista. Grandissima voce, ma che scherzi. No, io dico cose un po' più imbarazzanti. In questo momento non saprei. Beh, Che Giorgia, appunto. beh, tipo, tu conta, io ho fatto un viaggio in Sud America. Ne parliamo di cui vogliamo adesso, parlare. sì, ne parliamo adesso. Però vai, per puoi dire, anticipa. uno dei brani che è stata la colonna sonora di quel viaggio è Vendevora mio traves. Adesso non mi ricordo manco il nome dell'artista, sinceramente. Devo guardarlo e dirti è lui. A me viene in mente Frankie Ruiz, ma non sono sicuro. E per dire, comunque, è un brano con un testo, come dire, abbastanza diretto, no? Sì. E quindi sicuramente, se dovessi dire a un jazzista mi piace questa canzone o a un rockettaro, mi guarderebbe un po' del tipo, ah sì? Vabbè, ma quello, cioè, a seconda della puzza sotto il naso, anche dicendo artisti un po' più de calibro, qualcuno ti potrebbe dire qualcosa. E secondo te è calata molto la qualità nel mainstream italiano, ad esempio? Per il mainstream intendi ciò che passa alla radio tutti i giorni? Esattamente. In confronto a 10-20 anni fa, credi che la situazione in Italia dal punto di vista dell'ascolto popolare sia peggiorata? Più che calato, il problema è un altro secondo me, si è un po' più omologato, nel senso che fai più fatica a riconoscere quali sono le caratteristiche di un artista specifico, no? Nel senso che comunque l'industria discografica impone più o meno dei cliché particolari, no? Quindi in questi ultimi anni si è dedicato molta attenzione a un certo tipo di suoni che quindi caratterizzano quel genere. La trap ha fatto da padrona in questi ultimi anni, se ci pensiamo da questo punto di vista, però magari si sono messi da parte alcuni aspetti che prima erano più importanti, tipo l'andamento melodico di una cosa, l'armonia, lì si è un po' semplificato il tutto, no? Come se qui riduco all'osso perché non deve essere troppo complicato ascoltarlo, ma ciò che rimane per sempre per me invece è proprio quella sorpresa che arriva a un certo punto, no? Certo. Qualsiasi brano storico io possa ricordarmi per tutta la vita ha un qualcosa che mi ha sorpreso, che non era uniformato, era lì per accompagnarmi tutta la vita. Io prendo una melodia di Bob Marley, una qualsiasi, e so come la porterò per tutta la vita dietro. Io, tipo, quando ero piccolo mi faceva uscire di testa, proprio impazzire a sentire I Shot the Sheriff, e tuttora, se sento quella melodia, io impazzisco. Poi fatta con quei cori, in quella maniera,
con quelle anche imprecisioni che sembra che adesso non si possano più avere, che invece sono quelle che caratterizzano veramente. Certo. Quindi analogico o digitale? Se si può analogico tutta la vita. Esatto. Se si può. Jack White Docet, diciamo. E invece, allora, aspetta che col mio aiutante qui vediamo un po'. Artista donna preferita, se ne hai una? Artista donna preferita? Nella vita o Tutte e due. o di adesso? Tutte e due o in generale? Che sia appunto contemporanea oppure no? Allora, specifichiamo una cosa, perché così io ascolto talmente tante cose che è raro che io mi punti ad ascoltare tutta la discografia di un artista, per dire, no? Perché è talmente grande il mondo che io ho bisogno costante di sentire un po' di tutto. E quindi questa cosa mi porta a dover sacrificare a volte degli ascolti. Posso parlare con delle persone che magari conoscono tutta la discografia dei Beatles, io ne conosco una parte dei Beatles, certo. che è quella che mi serviva e a cui mi sono affezionato. Però se dovessi parlarti di artiste donne, in realtà ce ne sono più di una. Ma sì, quelli Che che ti so, vengono in mente... vabbè, Aretha Franklin quando ero Ok. piccolo mi ha cambiato la vita. Ci credo, ci credo. Quando poi mia madre mi fece conoscere Sarah Vaughan, tuttora Sarah Vaughan, cioè è una che appena senti una nota di Sarah Vaughan ti stringe il cuore. Ma se penso anche adesso, io devo pensare a chi mi manda emozioni, no? Certo. A prescindere da... Cioè, io penso a Daniela Pessa adesso, lasciando perdere il fatto del successo che sta avendo. Io la conosco da anni e ogni volta che sento una sua nota io mi emoziono. E quindi questo va anche al di là del prodotto, perché poi tu senti, certo, no, parliamo solo di musica in questo caso. Sì. Ma nella prima puntata noi abbiamo messo proprio una parte in cui ci sei tu che suoni con Daniela Pessa, durante la puntata di Don Malo. Parlando di musica in generale in Sardegna, abbiamo inserito proprio un video che ti avevo fatto ormai A Olbia. a Olbia, esatto, Ricordo. al corso. Ora, facciamo intanto il giochino The Music Tournament. Io ti metto a confronto di generi musicali, tu ne scegli uno, è come se fosse un torneo sportivo, arriviamo a un vincitore. Vediamo. Vediamo, o di fa per forza in realtà. E cominciamo con classica o soul? Che cazzo. Sei uno stronzo. Sì, guarda. La più difficile di tutte mi hai messo. Lo so. Allora, a estrazione ogni volta noi peschiamo un genere e lo mettiamo a confronto, quindi gli ottavi di finale sono andati così, ma non sempre. Classica o soul? Questa è la domanda più difficile del mondo, perché sono i due cose macroscopiche. Però dai, a questo punto ti direi classico. Attenzione, la classica supera di nuovo gli ottavi dopo la passata edizione. Sì. Purtroppo sì, devo dire. Purtroppo, per il soul Purtroppo ovviamente. L'ultima volta ci hanno sparato quando abbiamo fatto passare il soul. Vabbè. Rock o country? Il rock mi appartiene di più. Ok. Cantautorato italiano o punk? Cantautorato italiano. Senza esitazione. Sì, sì. Hip hop o drum and bass? Hip hop. Hip hop. Funk o jazz? Questo è proprio... E dovendo scegliere in questo momento ti direi... Cazzo, Per questa volta. questa è proprio difficile, perché comunque devo... Guarda, non me ne vogliano chi di un genere, chi dell'altro, dovrò fare una scelta ponderata in questo momento. Per questo momento, esatto. In questo momento scelgo funk. La vita appunto è fatta di momenti. Fatta di scelte poi, Scelte e A volte momenti. ti trovi davanti a un bivio e non puoi... Esatto. E dopo l'importante è che hai deciso il perché. Certo, se ti chiedono appunto Miles Davis o James Brown. James Brown. Capito? Con chi fai? Con uno o con l'altro? Ti vogliono come chitarrista. James Brown. Sì. Metal o reggae? Reggae, assoluto. Questa era semplicissima. Blues o techno? Tecno, naturalmente. No, scherzo, blues. Lo sapevo.
E invece house o dub? Non apprezzi nessuno dei due oppure era un come non lo so, ne ho ascoltato poco. No, se devo pensare al contesto, quindi alla fine ti direi più dub. Ma non perché la preferisca più di tanto. Quindi perché Però sei andato dub. al Dub in Padro la settimana scorsa. sono andato lì. E quindi più dub. E adesso andiamo con classica o rock? Classica. Classica, attenzione, la sì. classica spinge quindi. Sì. Questo Music Tournament lo sta facendo davvero. Cantautorato italiano o hip hop? Cantautorato italiano. Attenzione. Funk o reggae? Funk. Funk. Blues o dub? Blues o da blues? E attenzione, allora abbiamo in semifinale classica o cantautorato italiano? Classica. Attenzione. Funk o blues? Funk. Ah. In finale, classica contro funk. Sai già la risposta, vedo. No? Ci devi pensare? Sì. Classica o funk? Sai che adesso scelgo la classica. Attenzione! Perché è una specie di rivalsa, di vendetta su tutti i generi. Sì. E quindi la classica vince Su tutto. la quarta edizione del Music Tournament. E adesso dimmi qual è il tuo artista preferito classico? Mozart. Mozart? Sì. Senza ombra di dubbio? È quello che ho ascoltato di più. Mm. Ed è quello che mi ha fatto avvicinare alla classica quando ero piccolo. Il concerto qua, il numero 20 per pianoforte e orchestra, che sarebbe il 466, credo che sia una delle cose che conosco meglio di tutto il repertorio musicale del mondo. Come te l'ha fatto conoscere tua madre? No. Come hai Diciamo che conosciuto io Mozart? Ecco. rovistando tra i dischi di mia madre, e quindi a un certo punto c'era Mozart e quel disco l'ho consumato. Era una selezione della Di Agostini e in mezzo c'erano alcuni Che dei bellezza capolavori. comunque che al giornalaio tu trovavi Sì. certe cose che adesso ormai... Non aspettavo neanche io che avrebbe vinto la classica. Non te lo aspettavi neanche tu? No. Cani, pensavo che seguissero i padroni, invece rimangono al cibo. Allora, mo assaggiamo pure l'erbo rinato, che mi viene difficile pronunciare sta parola, Che oppure bontà. comunque possiamo assaggiare, sai che ti dico? Col miele di Facciamo Atilvia, un un misto, a me piace da morire, la verità. il formaggio col miele, mi fa impazzire. Questo poi col tartufo l'altra volta ce l'avevamo sempre con Antonello Sevioratol, e però non l'abbiamo, alla fine abbiamo assaggiato con la ricottina che oggi non abbiamo del mini caseificio Limbara, però non l'abbiamo assaggiato con questo qua e lo faremo adesso. Molto Cioè volentieri. abbiamo sia lavanda che corbezzolo, sempre di Apilvia. Prego, assaggia pure Sì, tu, così mi sì, dici sì, oh, sì, sì. l'abbinamento è buono. Bene. Sì. Abbiamo detto Telti, Sardegna, Sassari, Bologna e poi però tutto il mondo, perché tu hai suonato coi Rumba de Bodas e hai fatto Sud America, Una datina in Europa, Russia. poi Europa, sì, comunque, e Europa, Russia, soprattutto. Europa Soprattutto e poi Europa. anche Russia. Sì, la parte proprio più occidentale, più vicina a noi, però sì. E la cosa che ti rimane più impressa se dovessi pensare a tutto il periodo in cui hai suonato con i Rumba de Bodas? Un concerto magari? Allora, Una città? dipende, perché se dovessi parlare da un punto di vista della soddisfazione di suonare davanti a tante persone, ti direi Santiago del Cile. Abbiamo suonato al WOMAD, quindi era una situazione Visto. incredibile. Però qualche giorno dopo siamo stati a Valparaíso, in un centro occupato, e quindi prima di noi ha suonato un gruppo pazzesco, i Cimonos, che erano delle bestie, e poi abbiamo suonato noi ed era, come dire, avevi le persone del pubblico a
Un metro. Un metro? Quella è stata una delle serate più incredibili per me con i Rumba. Ma quelle abbiamo fatte tante belle, però Vabbè, sì, quella lì è una di quelle che mi sono rimaste più impresse. in Sud America, Rio de Janeiro anche, no? Non so da Rio, però quella non mi è rimasta molto impressa come data. Come mai? No, niente di che, nel senso, erano tutti belli i concerti, però ci sono alcuni che ti rimangono proprio sparati qua in testa. Dio lo sa per quale motivo poi. Più che altro a me piace quando si conserva ancora quella innocenza di farsi trasportare da quello che succede così com'è. Ovvero, a Rio de Janeiro eravamo in strada, era un concerto, come dire, più o meno auto-organizzato, non so, era molto bello, però era da un certo punto di vista dispersivo, nel senso che sì, era in un quartiere chiuso, tutta una questione molto bella, però dentro un centro occupato come era lì, sembrava un'ex-questura alla fine, no? Come poteva essere a Sassari. Excusez-moi. Là è come se proprio quelle persone fossero andate lì solo perché dovevano sentire musica, solo perché c'era quella cosa lì, e quindi la carica che ti davano Era diverso. era diversa. Poi naturalmente si parla anche della mia percezione, perché io non ho la verità in mano, no? Figurati, io non ho la verità in mano, io so solo ciò che rimane nel mio vissuto. E dopo 2 anni ti dico, uno di quei Quella concerti che mi serata? quella mi è rimasta impressa. È una domanda che noi che facciamo spesso, appunto, è qual è il concerto più bello di cui tu hai memoria in cui ti sei esibito? Quindi potrebbe essere la stessa risposta sempre in quel caso a Valparaíso. Valparaíso? Valparaíso. No, a questo non so risponderti. E invece il posto più bello in cui ti sei esibito? Valparaíso. Ah, sì? Quello sì, Sempre lo stesso. è la città più colorata del mondo. Ah, sì? Sì, ha tutte le case colorate, piene di murales. Cavolo. È sul mare. È una città pazzesca. E invece in Russia? Dove avete suonato in Russia? Kaliningrad. Kaliningrad. E lì com'è stato invece? Un'accoglienza pazzesca. Bello, 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 bello. Quando è stato lì? 2023. 2023. Sì, sempre tutto nello stesso anno. Sì, mi è piaciuto molto suonare, che so, con la band che avevo, dei seminari di Nuoro Jazz, con cui avevo vinto la borsa di studio. È stato bello suonare anche a New York, Esatto, quello è per stato... quanto fosse una cosa più intima, però comunque portavi le tue cose. Poi è arrivata, insomma, Sheila Jordan, abbiamo suonato insieme, quindi per me... Spettacolare, immagino. Capisci che Certo. cioè, per uno che comunque il jazz lo vive per quanto può, nel senso che io comunque, per quanto mi piaccia il jazz, per quanto l'abbia studiato, non ne faccio una ragione di vita. Certo, perché come hai detto prima, comunque ascolti tutto, Sì, assolutamente sì, tutto. sì. Tu sei anche chitarrista di Cordas e Cannas. Sì. In realtà tu, bene o male, suoni con tantissime formazioni, anche con Carlo Sezzi Quartet. Sì. E... Vabbè, Carlo Sezzi, perché, sì, vabbè, sì, poi il quartetto che si chiama il Piano C, sì, Il Piano C, intendevo quello esattamente, con cui vi siete esibiti anche no, perché poi quest'inverno. mi stavo confondendo con la cosa che ci hai visto l'altro giorno in quartetto. No. Quindi intendevi quello, Intendevo sì, il Piano sì. C con cui ti siete esibiti anche Sì, all'Insule sì. Lab quest'inverno. Sì. E poi tantissime formazioni in cui ti abbiamo visto anche appunto con Paulinho ultimamente, con tante cantanti Sì, locali. in Sardegna, in cui comunque c'è una qualità immensa, sia da parte tua sia da parte degli altri Grazie. che compongono ogni volta duo, terzetti, quartetti. Sì, sì. Qual è quello che senti più tuo? O che hai sentito più tuo in tutto questo tempo? Che può essere anche quel progetto con cui avete partecipato a Nuoro Jazz e poi siete partiti a New York, o in generale? Beh, quello era forse il progetto in cui ero più me stesso di tutti, per un motivo. Non avevamo etichette di nessun tipo, quindi c'era il pezzo drum and bass, poi c'era il pezzo, tutto, ovviamente il collante era il jazz, però c'era questo, poi c'erano i tempi dispari che era la mia passione, poi c'era il reggae, c'era veramente tutto quello che ci passava per la testa di fare, perché tanto era il nostro progetto, potevamo fare quello che volevamo. Era Hammond, no? No? No, scusa, allora come... Le Montrio poi con Jim Solina è un'altra quella è un'altra questione cosa, di sì, cui sicuramente in futuro c'è il progetto di maturare insieme questa cosa. Sì, e lì sicuramente sarei molto onesto. Sì. Lì sarei molto onesto. Perché comunque il problema per me è sempre questo, che per me la musica ha vari aspetti, no? Quest'anno poi insegnando ai bambini ho dovuto rimettermi a ripassare, studiare anche la storia della musica per capire un po' alcuni aspetti, no?
E se tu pensi, no, come dicevano i greci, per dire musiché, che interessava sia l'arte figurativa e cioè più che altro arte intesa come danza, teatro, fondamentalmente la musica, no? Erano questi tre grandi aspetti che poi facevano il musiché. Adesso noi quando pensiamo alla musica pensiamo prima di tutto alla band che suona e poi al limite al pubblico che ascolta o che balla se è il caso, ma in realtà la musica è un qualcosa di molto più ampio di questo, perché noi comunque da occidentali che accendono la radio e pensano questa è musica, riuscire a capire quali sono tutti gli aspetti che ruotano attorno a questo termine È diverso. è diverso. Io ho bisogno di due cose quando faccio musica. Uno è il profilo melodico armonico. Ho bisogno di sentire delle sonorità che abbiano delle caratteristiche, dal punto di vista proprio di come si mischiano i suoni. Per questo magari che io non sono un grandissimo appassionato per questo momento del pop, perché ha delle sonorità che dopo un po' per me... Sono banali forse? Non banali, no, non intendo banali, anche perché poi quando è fatto bene il pop è altissima qualità. No, intendo proprio, che so, io ho bisogno di sentire, che so, ogni tanto le settime, le none, certo, tutte quelle parti dell'accordo che magari radiofonicamente potrebbero funzionare fino a un certo punto in questo momento, certo, perché se io prendo le canzoni soul che andavano nella radio negli anni 60-70 o anche 50, c'era di tutto dentro. Certo, certo. Quindi diciamo che è sempre in base a chi pensa di dover semplificare o complicare la questione, ma una volta che il pubblico si abitua a un suono, poi quel suono rimane. Quindi io ho bisogno di sentire però questo, e però dopo un po' ho bisogno anche di sapere che questa cosa fa muovere, lo posso dire, fa muovere il culo. Certo, certo. Cioè, quindi anche la questione di far divertire, di ballare è importantissimo. È importantissimo. Tipo l'esperienza con i Rumba de Bodas per me è stata importante per questo motivo, perché vabbè, ma la musica è tante cose, no? Cioè, sì, non però è solo ad esempio per me le due cose che più mi arrivano della musica, anzi tre cose per me. Forse la prima, dovendoci pensare bene, è il trasporto emotivo. Mi piace sapere che io attraverso la musica posso fare emozionare qualcuno, anche solo una persona sul pubblico. Io ho vinto. Però allo stesso tempo io stesso quando cerco gli artisti ho bisogno di questa cosa qua. Cioè, ovviamente. Perché ascolto Bill Evans? Perché Bill Evans è il mio punto di riferimento come pianista, che poi come musicista, perché mi fa emozionare. E così come tanti dei miei artisti preferiti. Cioè io ricerco questo. L'emozione è fondamentale. Non ti interroghi però quindi da dove sia originata, oppure appunto dipende. Stiamo parlando delle altre due cose di cui ti aspetti dalla musica, diciamo. Nel senso, quell'emozione è una melodia, è un'armonia, è un tono di voce, oppure appunto in questo caso, vabbè, se parliamo semplicemente di strumentale, ad esempio, è una sequenza di note. Ti interroghi più che altro su cosa ti ha fatto scatenare quell'emozione, oppure ti lasci trasportare? E cerco di utilizzare la musica in quella maniera. Ok. Cioè, poi chiaro, ti ripeto, appunto, siccome gli elementi sono tre, il primo te l'ho detto, sono le emozioni. Il secondo è appunto quello di cui ho parlato prima, che poi si ricollega, no? Cioè l'armonia, la melodia, cioè sono tutti aspetti che per me devono essere presenti. Sì, è lì, vai tranquillo. E comunque, per concludere, l'armonia e la melodia sono degli strumenti per riconnettersi poi alle emozioni, perché te lo farei sentire con la chitarra, cioè se io ti devo parlare di un qualcosa di triste, tendenzialmente userei questo tipo di armonia, io personalmente. Questo lo utilizzerei per raccontarti qualcosa che può avere un lato malinconico. Se invece dovessi raccontarti di un qualcosa di sognante, userei più questo tipo di armonia, no? Cioè io mi interrogo su questo, cioè io come posso usare l'armonia, la melodia per comunicarti qualcosa, e quindi ragiono su questo. Poi chiaro che manca il terzo elemento. Il terzo elemento è il ballo. E il ballo? Cioè la ritmica a questo punto? È il ritmo, sì. È il ritmo che poi di conseguenza
si alterna con questa cosa, o perlomeno La diventano melodia, la certo. stessa cosa, ed è pazzesco per me la questione di pensare proprio ai vari aspetti che ho visto del ballo nella mia vita, no? Cioè, come vedi, io sono appassionato di funk, di jazz, la black music in generale mi attira molto, perché dal mio gusto il ritmo, per come lo concepiscono gli afroamericani, mi fa impazzire, no? Ma non solo gli afroamericani, anche i latini, Certo. dell'America Latina, come gli africani. Mi piace il ritmo per come lo concepiamo noi occidentali, ma è comunque legato a un trascorso storico differente, che non permetteva troppa libertà, no? E poi allo stesso tempo però, non so, io suonando nei Cordas e Cannas, vado in giro per la Sardegna, e quando c'era Francesco Pilu chiedevo: Francesco, ma qua come ballano? E notare in ogni paese quanto cambiasse un passo rispetto all'altro, erano magie. Non so se rendo l'idea. Certo. Questi sono gli aspetti, i 3 aspetti più importanti per me. Che cos'è la musica per te? Qual è la prima cosa che ti viene in mente? Mi chiederei più cos'è il resto. Giusto. Quindi la musica è tutto. Per me sì. Beh, tu pensa a quello che ho detto adesso, no? Sì. Scandisco il ritmo delle mie giornate, Certo. vivo di emozioni e vivo di elementi che mi permettono di trasformare quelle emozioni in un qualcosa per me. Io uso gli accordi, tu userai tutto ciò che riguarda il tuo mondo. In realtà, appunto, gente come Tolkien ha ipotizzato che la creazione del mondo derivasse proprio dalla musica, cioè tra il contrasto tra più strumenti all'interno di una sinfonia, e da lì derivano tutti i mondi e l'universo. E una domanda che potrei farti è questa: la musica è un linguaggio universale? Te che hai visto bene o male varie parti del mondo. Allora, sì e no. E no. Al 90% ti direi di sì. Poi ci sono degli aspetti in cui non diventa universale, perché a volte c'è qualcuno che dice proprio: io questa universalità te la devo un attimo interrompere perché ti devo scuotere. Cioè, se penso al free jazz, proprio loro hanno preso degli elementi che per te sono sacrosanti, cioè si va tutti a tempo, questo è il tactus, io te lo elimino, io ti sto eliminando la tua concezione che hai di musica, l'universalità che tu Certo. credi di aver raggiunto, te la sto eliminando. E quindi è universale nel momento in cui ci si ricorda che ogni cosa necessita di un minimo di coscienza, di consapevolezza, quindi anche semplicemente leggersi un libro. Chiaro, io parlo di musica, quindi Certo, però vabbè, che vuol dire? Ci sono libri che hanno influenzato, ad esempio, la tua musica? beh sì, a parte i libri di teoria musicale sicuramente che mi hanno, ma anche i libri di storia della musica, e poi perché no, anche i libri di psicologia o piuttosto che Quindi la di qualsiasi letteratura altro tipo influenza a te Assolutamente. dal punto di vista artistico. Ah sì, assolutamente. Senza quella Non è scontato. Io non potrei prescindere da questo, dalla curiosità di sapere chi prima di me ha avuto la pazienza di mettersi lì e dire: lascio su carta queste cose qua, per te le sto regalando. E come ti è venuto in mente invece di scrivere appunto triadi, una nota per volta? Ma allora è venuto così, praticamente era l'anno che eravamo in tour con i Rumba. Capitavano dei giorni fermi in cui io stavo a casa e sai, comunque ti rimane la stanchezza un po', poi in piena estate a Bologna ti viene voglia fino a un certo punto di uscire per il caldo, no? E quindi l'idea è stata quella di, siccome avevo in mente da tempo di scrivere qualcosa di didattico, perché mi piace comunque la didattica particolarmente, e quindi a un certo punto ho detto: vabbè, partiamo da un argomento che reputi importante, e niente, alla fine ho pensato: vabbè, ma la base dell'armonia sono le triadi, non ho mai avuto un libro che poi in realtà la questione è questa: per me quel libro prima di tutto non era tanto per gli altri, era per me, per mettere a posto le mie idee Riguardo, certo. riguardo a quell'argomento lì, cioè la base dell'armonia di cui tanto ti parlavo prima sono le triadi. Cioè tu con 3 suoni posso, cioè, Certo, farti capire, devi. Cioè, io con 3 suoni posso già farti intuire se si tratta di un qualcosa di felice o di triste. È un po' intuibile, no?
Quindi niente, ho detto proprio come organizzo tutto questo lavoro sulla chitarra? 3 note. Però appunto, perché una nota per volta? Perché siccome a me personalmente iniziare a studiare qualcosa spaventa sempre, dire una nota per volta era proprio un chiaro segnale di calmo, facciamo con calma, una nota alla volta, mica di più. E poi li unisci e va tutto insieme. Più o meno questa è stata la storia del libro. Tanto assaggiamo Pedra Manna, Mirto di Telti, eccoci qui. Anche le vespe credo che adesso verranno ad assaggiarlo. Il profumo è buono. Salute. Salute. Spettacolare. Sì, poi quando lo assaggi come ci ha fatto assaggiare l'altra volta, Mamma mia, no, comunque... Che lo assaggi a temperatura ambiente, senti tutti... Sì. Guarda, infatti ne berò ancora un po'. E il timing jazz, visto che abbiamo parlato tanto di jazz, sì. Ci sei venuto molte volte. Il primo ricordo che ti viene in mente inerente al timing jazz? Quando ho visto i Fancallisto, ero giovane. Sì. Ma giù alla... No, erano lungo la strada, avevo tipo 11 anni, 12 anni. Quindi finalmente avevo trovato un gruppo dove c'era funk in mezzo, è presente. Bellissimo. E suonavano quindi proprio in mezzo al paese? Sì, suonavano le robe di James Brown, comunque quell'ambiente lì. Questa è la prima cosa che ti viene in mente, che ti ricordi? Primissima, piccolissimo. Per chi vorrebbe iniziare a suonare la chitarra, Alain che consiglio darebbe? Ti faccio anzi un'altra domanda a sto punto. 2030, un bambino si avvicina alla musica nel 2030. Secondo te che cosa fa per prima cosa? Uno strumento oppure un computer, ad esempio? Un bambino prenderà uno strumento. Prenderà uno strumento. Sì, la musica non muore. La tecnologia può avanzare quanto vuoi, però ci sono delle cose che sono talmente viscerali, cioè nel senso, tu non puoi cancellare in pochi anni una storia così millenaria, lunga, forse. Più che millenaria. Sì. Perché io non ho idea di quando realmente l'uomo abbia iniziato a battere il tempo, a costruire i flauti. Quindi no, inizierà da uno strumento o comunque dal suo corpo. Ok. Perché è una cosa talmente sensoriale la musica, che tu sei obbligato a un certo punto o a muovere la testa o a battere da qualche parte senza che rompo il microfono. No, vabbè, sì. Cioè hai bisogno di questa cosa qua, è talmente nel nostro DNA che levarla di punto in bianco non ci puoi riuscire. Quindi non ti immagini un bambino che nel 2030 utilizza l'intelligenza artificiale come primo approccio? Succederà. Indiscutibilmente succederà, ma non sarà per tutti, ovviamente. Non sarà la regola. Ok. Se la regola rimarrà sempre che prima di tutto c'è il tuo corpo e la tua mente. Ma mente lo teorizziamo noi quando siamo grandi, no? Il bambino, tutte queste cose... Ma con gli smartphone, ad esempio, visto e considerato che ci sono delinquenti che lo danno a bambini di 3-4 anni... Ma comunque i bambini hanno degli strumenti in più a noi, secondo me, per fortuna. Nel senso che, è vero, tu stai rovinando una parte del loro cervello, nel senso che comunque gli stai dando degli input troppo forti. Su quello sono d'accordissimo. Però comunque nel frattempo i bambini riescono, per fortuna, a salvaguardarsi un minimo e dire di queste cose devo prendere anche le cose che mi servono. Tant'è che io ho sentito bambini che sì, li lasciano magari tante ore davanti al tablet, però cantare intonatissimi, andare a tempo. Quindi, come dire... Non è un deficit, diciamo, così grave per quanto riguarda l'approccio, diciamo, alla musica. Per quello che ho visto finora. Certo, Poi naturalmente non ho studi al riguardo, stiamo parlando di opinioni, impressioni personali. Io credo questo. Chiaro che hai bisogno di farla con gli altri la musica. A me non spaventa l'intelligenza artificiale inteso come modificherà la maniera di studiare. Immaginati, se io avessi avuto adesso i miei 12 anni che avevo in cui volevo sapere tutto e avessi avuto gli strumenti che ci sono adesso, avrei voluto trovare molte delle informazioni e probabilmente, per come sono fatto io, avrei studiato ancora di più. Perché avrei utilizzato quegli strumenti che tanto ricercavo. Dicevo, io a quell'epoca dicevo, ma io voglio capire come si legge uno spartito, come si improvvisa, il jazz, da dove si fanno queste cose, no? Quindi non per forza la tecnologia è contro di noi. Certo. La cosa che mi spaventa di più in realtà, per quanto riguarda la musica,
è il fatto che la tecnologia tenda a rendere troppo individualista il pensiero. Cioè, ovvero, io faccio musica per me, io sono bravo, io sono questo, io sono quello, ma la musica significa cooperazione con gli altri. Anche se tu sei un solista, tu sei un veicolatore di emozioni. Certo. Quindi se non c'è il pubblico, alla fine che lo stai a fare? sei tu in cameretta, no? O in cantina. Io non credo che abbia o- così tanta soddisfazione una cosa tale, o comunque... Ma infatti il vantaggio di vivere in Sardegna, dove ancora nei piccoli centri trovi questo senso comunitario, arcaico, vecchio, le senti ancora Certo. un po' queste cose, è una fortuna enorme. Si sta perdendo per quanto mi riguarda. Anche secondo me, ma comunque... È una fortuna enorme, per noi è stata una fortuna enorme. Per noi è stata... continua a esserci. Io stavo parlando l'altro giorno, no? Guardo il mio paese, guardo Telti. Comunque, per quanto il senso comunitario non possa essere paragonabile a quello degli anni 70-80, o anche solo agli anni 90 che ho vissuto Certo. io, ma ancora esiste questo discorso che tu sei un bambino di 7 anni che gira per Telti, io non ti conosco ma sono tuo padre in questo momento, perché Esatto. nessuno si deve avvicinare a te. Esatto. Quindi queste cose ancora si conservano per me in Quello è Sardegna. vero, quello è vero, quello è vero. La situazione musicale a Telti com'è? Se qualcuno ti chiedesse a Telti, ci sono musicisti, suonate? Allora, Mi hai descritto molto del passato durante la puntata, adesso ti dico dell'attualità. l'attualità La è tua que- opinione, ovviamente. La mia opinione è questa. In questo momento ciò che va è la trap, quello che rimane del rap e della cultura hip hop, perché comunque io tendo un po' a separare le cose, no? È così, Cioè, è così. la trap è l'ultima parte che noi stiamo vedendo, ma non è legata direttamente alla cultura. Io la No. vedo più legata al soldo, Assolutamente. tendenzialmente, no? Quindi è normale che se uno non può vivere quella cosa, perché io ti dicevo appunto prima, sono stato a Bologna, andavo nei posti dove c'erano i veri dissing, ma li ho visti anche a Sassari, le vere sfide di Certo, freestyle, certo. però di chi non solo ha sentito le cose in televisione o questo lo lasci però, è troppo bello. Lasciate, Su YouTube. su YouTube. Cioè, io ho passato degli anni a cercare di capire come faceva quelle rime. Scusa, c'ho i gatti. Guarda lì. Hai lasciato roba lì in mezzo da Miami? Sì, lì, guarda, Il lì. formaggio. Dammela a me. Su you? Sta troppo bello. Riprendiamo da là. Cioè, qualsiasi genere musicale, secondo me, qualsiasi, per entrarci dentro tu devi andare per imitazione. Cioè, perché la parte più bella dell'artista è quella di trasformare ciò che ha preso da un altro artista, che non va confuso col rubare. Col plagio, diciamo. Esatto, cioè io prendo, che so, i miei punti di riferimento come chitarristi, io posso prendere Jimi Hendrix, per me è stato un grande punto di riferimento, io trasformo quell'esperienza, prendo ciò che capisco concettualmente e poi lo riverso nel mio modo di suonare e, vuol dire, il mondo, la musica, tutto quanto si evolve per questo motivo, Certo. no? Perché io apprendo e metto il mio. Quindi in questo momento io dico, la trap è uno strumento fondamentale per le nuove generazioni. Io non sono contro la trap, te lo dico. Ci mancherebbe. Sì. È uno strumento fondamentale per le nuove generazioni. Noi dobbiamo capire, noi più grandi, come aggiungere a chi sta crescendo degli elementi per capire che quella è una parte della musica, ma non è l'unica. Perché quando eravamo piccoli noi cantavamo le canzoni di De André, cantavamo le canzoni di Lucio Battisti e erano talmente orecchiabili che tutti quanti in coro le cantavamo ed era quasi un dovere sapere quelle parole. In questo momento invece non c'è più, cioè tu hai eliminato una piccola porzione di informazione, perché il rap tendenzialmente l'intonazione ha meno importanza, ovvero non c'è un vero e proprio profilo melodico. In questo caso però parliamo più che altro, vorrei specificare, del trap più che altro. Anche se la conseguenza, Sì, assolutamente, Perché- però se andiamo a considerare nel rap tantissimi di quegli artisti in cui l'intonazione era una parte importante. Sì, però il discorso è quando io devo Faccio un esempio farti... Salmo, visto che stiamo in Sardegna.
che bene o male... Chiaro, assolutamente, però aspetta, Mentre- quando io intendo profilo melodico, intendo il fatto che una canzone ha, a livello di struttura, no? Io posso avere una strofa e un ritornello, una A e una B, che tu riesci a separare benissimo, perché hai un elemento ritmico, che è la base di tutto, e poi un profilo melodico, cioè note che possono andare in senso ascendente o discendente. Certo. Questa cosa nel tuo cervello, hai due punti a cui ancorarti. Ok? Sì, sì, sì. Se invece io Tolgo... tolgo uno dei due elementi, per te memorizzare quella cosa è più difficile. È vero. Cioè, D'accordo. nel rap, questa non è una critica, è una constatazione. Tu devi pensare che il rap nasce all'interno della cultura hip hop per fare cosa? Per dare sfogo a delle cose che io devo dire. E quindi ho bisogno di un forte senso ritmico. Ma l'intonazione, inteso come melodia, in quel momento può passare in secondo piano. Certo, certo. Perché non è quello l'obiettivo in quel momento. Ma chi ascolta la trap adesso, che ha 12 anni, quanto ne può sapere di cosa è stato il rap prima? Nulla. Questa è una domanda che vorrei farti, appunto, quante le nuove generazioni ascoltino le cose che ascoltavano le generazioni precedenti? Cioè, noi, bene o male, ascoltavamo e abbiamo ascoltato molto di quello che erano dei nostri genitori, dei nostri fratelli se più grandi. Sì. Invece, a mio personale parere, vedo che le ultime generazioni, scusate, ma c'è un No, gatto. figurati. Le ultime Me generazioni la rimetto dritta. sì, ascoltano molto meno ciò che ascoltavano le generazioni precedenti. Dipende Non so dai se supporti. dipende dai supporti. Certo. Cioè, tutti quanti quando eravamo piccoli siamo andati a frugare tra le cose dei nostri genitori. Quindi dice che siamo noi, delle nostre generazioni, in quanto genitori, o comunque persone che all'incirca stanno tra i 33 e i 40 anni, 50, 45 anni, che sono molto più povere dal punto di vista della cultura musicale e di conseguenza i No, giovani non è tanto hanno... quello. Ti faccio un esempio. Se io dovessi avere un figlio in questo preciso istante della mia vita, io a casa non ho un lettore CD in questo momento. Ho in programma di comprarmi a breve termine un vinile. Benissimo, ma io in questo momento non ce l'ho il vinile. Io a casa ho YouTube. Quindi se mio figlio ha, anzi facciamo finta che mio figlio l'ho avuto 12 anni fa. E adesso ha 12 anni. Adesso ha 12 anni, mio figlio vuole scoprire quali sono le mie passioni. Lui non può andare a frugare nel mio telefono per vedere tutte le cose che io cerco. Lui ha bisogno di un supporto materiale. Cioè, io quando ero piccolo io andavo a rubare i dischi di mia madre per ascoltarli e dicevo, questa è Aretha Franklin, chi è? Potevo scoprire Salmo, chi è Salmo, Esatto. chi sono i Cordas e Cannas, chi è Piero Marras, posso scoprire quello che voglio, ma se io levo il supporto, che colpa ne hanno i ragazzi? No, hai perfettamente ragione. Hai perfettamente ragione, credo che sia questa la discriminante più grande tra noi e le nuove generazioni. Io ad esempio ricordo perfettamente un album degli Offspring americana che a me completamente mi mandò su di giri, ma lo ascoltai a 8-9 anni, lo ascoltai perché era fisico, era di mio fratello, c'era il manualetto con delle immagini orribili perché americana hanno insetti enormi su bambini eccetera eccetera, ed effettivamente se non ci fosse stato quel supporto io non avrei mai scoperto probabilmente gli Offspring, perché come dici tu, anche andare in un cellulare, in un computer, ti trovi poi talmente tante informazioni, talmente Non puoi tante scegliere. targettizzazioni, chiamiamole così, in cui forse non riesci neanche ad arrivarci a quello che è la cronologia di tuo padre. Ma cioè, per me la magia era proprio questa, no? Il fatto di fissarti talmente tanto su una cosa. Quando noi siamo piccoli, quanto tempo possiamo passare sulla stessa cosa? Infinite ore. Sì, infiniti. Perché è il nostro momento. Cioè, se io ho, tra virgolette, rubato il CD a mia madre, o mio padre che sia, lo metto in uno stereo, metto le cuffie, oppure le casse, quello che è, ma è il mio momento. E quella cosa mi appassiona. Non mi deve toccare nessuno, quello è il mio momento, che potrà diventare infinito. Certo. E noi gli stiamo togliendo questo ai ragazzi, quindi io l'ho notato quest'anno a scuola.
Non è vero che è una generazione fallita, che No, proprio no. per niente. Loro semplicemente ti dicono, tu dacci uno stimolo e noi ti risponderemo. Dacci un supporto su cui noi lavorare e noi ti risponderemo. Quindi è la carenza di supporti alla fine, quello Il che problema principale per me, sì. potrebbe essere, sì. Non hai tempo di dedicarti a te stesso se non hai un qualcosa che ti permetta di farlo. Cioè, perché ti punti su una cosa? Perché a un certo punto te la vuoi risentire tante volte, capito? Cioè, io, mi ricordo quando... Cos'è la prima cosa che ho ascoltato io? Tipo... Qual è l'album che ti ha segnato più da bambino? I Blues Brothers. Il Blues film, Brothers. Avevo quindi? visto il film e poi c'era la cassetta. Io credo di aver rovinato tutto il nastro magnetico perché l'ho ascoltata all'infinito. Io ho passato ore, ma ore su Sweet Home Chicago a impararmi tutti gli assoli di tutti gli strumenti. Io li facevo tutti quando avevo 12 anni. Era imitazione, potevo fare solo quello. Vabbè. Alex Britti dice la stessa cosa, ad esempio, su come lui ha imparato bene o male a suonare la chitarra, e dice io ascoltavo in cassetta i bluesmen che mi piacevano di più e cercavo di replicarli, imparavo le certo. parti che facevano. Quando sei piccolo, la maggior parte delle cose non le impari perché ti hanno dato una parola, le impari perché ti hanno fatto vedere un modello da imitare. Pensa ai bambini Certo. minuscoli, no? Tu li guardi nella culla e sorridi, finché dopo un po' anche loro sorrideranno. Cioè i primi anni impariamo per imitazione, secondo me. Quindi Però prendiamo anche quello che ci piace, anche se non lo sappiamo, sì, è ovvio. è certo che poi selezioni. Un bambino che a 4 anni magari vedeva Elvis Presley in TV e si replicava perché gli... Bellissimo. Certo. Però magari poi vedeva Michael Jackson e diceva no, mi piace più questo tipo di ballo. Esatto. Colonne sonore. Sei appassionato magari di colonne sonore, sei appassionato di cinema, ti piace il cinema? Mi piace il cinema, non sono attentissimo a questo Va aspetto, bene. ma Una delle colonne sonore preferite, se te la dovessi chiedere? è in assoluto. Morricone. Ok. Qualche film in particolare? Vabbè, c'era una volta in America. Ok. Ci mancherebbe. C'era una volta in America. Incredibile. Incredibile. Ma io non l'ho scoperto lì, Morricone. Io l'ho scoperto con La leggenda del pianista sull'oceano di Tornatore. Mamma mia, che film. Tim Roth e l'altro attore che ha gli occhi Bellissimo, che c'ha gli occhi che così, fanno così. è incredibile. Quello è spettacolare. Dopo guarderemo chi è il nome. Quello è un attorone, quello ha fatto Sì. quello non so se è anche Pala di Lardo in Full Metal Jacket, mi sa che è lo stesso attore. Sì. Quindi il pianista sull'oceano, sì, uno dei migliori, sì. spettacolari. Lì proprio ho detto ok, questa è la musica che io devo conoscere. E poi vabbè, Nuovo Cinema Paradiso. Nuovo Cinema Paradiso è bellissimo, vabbè. sì, certo. Stiamo parlando di uno dei... Però poi ne puoi mettere quanti ne vuoi uno di fila all'altro, perché prendi John Williams sulle colonne sonore, è un altro grande... Però non sono un grandissimo intenditore di questo aspetto. Vabbè, no, io te l'ho chiesto anche solo perché comunque le colonne sonore per quanto mi riguarda è arte. Cioè inserire cioè, all'interno di immagini la musicalità giusta fa una enorme differenza. Assolutamente. Io mi ricordo quella serie TV sugli zombie, non faceva paura, non faceva minimamente paura. Se io penso ai film di Dario Argento, ad esempio, o se pensi allo Squalo. O lo Squalo, che a me... esatto. Nel piccolo, con la musichetta. Ma stai scherzando, è una cosa... Che ha rovinato la vita. Ha rovinato la vita. Io Dario Argento, lo Dario stesso, Argento, cioè, io credo Goblin. Goblin. Infatti in Italia appunto ci abbiamo avuto... Il progressive, che secondo me appunto in quegli anni lì siamo stati tra i primi al mondo insieme magari alla Francia e qualche altro poco paese. Inghilterra, sì, però noi abbiamo davvero dato. Poi abbiamo avuto certi gruppi che tra il progressive, esempio il jazz, come penso gli Area, o successivamente i Quinto Rigo, che vabbè, Quinto Rigo molto meno progressive. Che poi è il gruppo di John De Leo, giusto? Esatto. Andremo avanti all'infinito, credo, all'infinito. Che cosa ti offro adesso? Un altro goccio di Petramanna? Oppure no, ce l'abbiamo ancora, io me lo metto un altro. Qua scivola, Scivola benissimo, purtroppo per noi, tra virgolette. Quanto ha influenzato lo streaming nelle sia nuove generazioni che nelle nostre generazioni. Troppo? Come dicevi prima, ascolti da YouTube, io ugualmente purtroppo, tuttora ancora su Spotify, ma a breve abbandonerò o cercherò bene o male di dissociarmi dallo streaming e ritornare a quello che ho sempre fatto, cioè ascoltare tramite CD e vinili. Sì, però secondo me è una cosa che bisogna fare
perché comunque tu la tecnologia non la puoi fermare, però puoi creare delle alternative, no? Certo. Vedi quello che stai facendo tu, cosa state facendo voi con questo podcast, no? Cioè è proprio creare un'alternativa, perché se io incoraggio le nuove generazioni ad andare ai concerti è diverso dal dirgli devi staccarti al modello. Loro non sanno neanche cosa è ancora questo modello, perché ne sono succubi in questo momento. Ma se tu gli dici vieni a un concerto, allora loro diranno quella vibrazione che ho sentito oggi la voglio sentire un'altra volta, Esatto. e forse 2, forse 10, e forse diventerà uno stile di vita andare a un concerto almeno una volta al mese. Sperimentare, devi provare. Certo, come tutte le cose, no? Io ricordo il primo concerto, ad esempio punk hardcore, a cui sono stato. A me non piaceva il punk hardcore, però amici mi hanno detto vieni al Devil Kiss, ci stanno i Todd Gain, e ho detto boh, sì, conoscevo Gran già tradizione a Olbia. conoscevo già appunto gli Scasico, quindi ho detto vabbè sì, i nomi li conosco, quindi sono curioso, però non ascoltavo punk hardcore per i miei ascolti a casa, ecco. Anzi, quando sono arrivato lì invece, la prima volta che ho sperimentato un concerto punk hardcore, a me mi ha fulminato. Da lì ho visto quasi tutti i concerti dei Dead Gain e mi sono appassionato al punk hardcore, ma finché non mi davano la possibilità di partecipare a una cosa del genere e provarla su me stesso, vale anche per appunto tanti gruppi che in studio sono così e così tra virgolette e poi live sfondano in una maniera incredibile. Però per dire anche per me, sì, io a casa avevo mia madre e mio padrino che facevano comunque intrattenimento, loro non era un vero e proprio concerto, no? Però poi sono andato proprio con mia madre la prima volta da piccolino, 13-14 anni, a vedere i Jolly Roger di Olbia, cioè quindi rock vero, gente che suonava quelle cose lì, certo cover, ma fatte come Dio comanda. Poi, che so, era nato un gruppo blues a Telti for Blues, in cui io per un periodo ho anche suonato, ho iniziato da lì a suonare il blues. Cioè, quando tu sei piccolo, le emozioni hanno un altro trasporto dentro Certo. di te, quindi quando tu puoi viverle a quell'età, quelle cose, ti lasciano un impatto, lasciano il segno. diventa uno stile di vita anche poi, no? Assolutamente. Se lo provi e ti piace, ma devi provarlo. Se invece Esatto. purtroppo c'hai solo poche alternative, come abbiamo bene o male in questo momento, cioè una situazione in cui gli eventi accessibili, culturali e musicali per tutti non E costano troppo. costano troppo, esatto. Un album che ti ha segnato profondamente. Non a te. Allora, quando avevo 10 anni, credo, la figlia di un'amica di mia madre mi aveva regalato un CD. Io arrivo a casa e mi trovo Led Zeppelin 3 sul tavolo. Cioè, tu metti il disco e senti Immigrant Song. Non li conoscevi? Io li conoscevo i Led Zeppelin, sì, però però avevo voglia, perché me li aveva fatti conoscere mio zio tempo prima. Però immaginati, ti trovi il disco a casa e ti metti Immigrant Song dal nulla, così. mamma mia che botta che È una bella botta che ti arriva in testa, no? E poi lì scopri cosa sono i Led Zeppelin. Però poi anni dopo mio padrino mi convince ad ascoltare The Way Up di Pat Metheny, che è un altro mondo. E quel disco per me è stato folgorante, tipo ma cosa si è inventato questo? Che viaggio mi sta facendo fare? E poi sì, poi dipende, nel senso che uno dei dischi che mi ha cambiato la vita è uno cioè è non un disco, ma la collezione di dischi, che ce n'erano pochi a casa, sempre di questo Di Agostini, no? Che oltre a fare le cose della classica faceva anche una raccolta che si chiamava Jazz Soul Blues o Jazz Blues Soul, se non ricordo, quindi era un misto, no? Metteva un po' di artisti jazz, blues e soul nella stesso CD ed era una raccolta per anni, annate tipo Certo. 39-40, 45-46, e quindi tu immaginati, metto il primo e sento Count Basie e poi sento In the Mood di Glenn Miller, poi 45 e scopro chi era Charlie Parker, è un'altra cosa incredibile. Poi metto un disco del 56 se non sbaglio, 59 e 60, e lì scopro Bill Evans e Miles Davis. Quelle sono cose che ti cambiano la vita, e la cosa che forse mi ha cambiato di più, per quello che percepisco io adesso dalla musica, è proprio Bill Evans, questo, come dire, immaginare immagini o comunque scenari attraverso la musica. Ho iniziato in quel momento a vedere questo aspetto, no? Tramite Bill Evans. Io dicevo, io ascolto queste note e posso andare dove voglio. Da qua.
Ad esempio, ci sono alcune canzoni, alcuni album, ma poi anche sonorità che ti ricostruiscono un immaginario passato. Beh, tutto il jazz, soprattutto quello orchestrale. Aspetta, scusa, un immaginario passato tuo personale, nel senso che tu ascolti un pezzo e ti riapre ricordi e spazi Sì. inerenti a quando magari ascoltavi assiduamente quel pezzo. Ogni volta che ascolto i Queen si apre cosa un ti riporta? Mi riporta a quegli anni lì in cui ero piccolissimo e scoprivo, ascoltavo all'infinito Radio Gaga nel salone che poi è diventata casa di mia madre. Quindi si riaprono gli spazi quando lo ascolti. A voglia. Che a me capita appunto quando ho citato prima Americana degli Offspring, io quando ascolto Americana degli Offspring è come se il ricordo mi riportasse a quando io ero in cameretta e gli stessi spazi che magari non ricordo abitualmente, grazie a quella musica mi si riaprono nitidi come se fossi lì. È una cosa che per me... Ma secondo me è pazzesco anche il fatto che oltre a crearti immagini ti riporta indietro anche a degli odori, come anche degli odori o dei profumi possono riportarti a delle musiche che hai sentito, o dei concerti che hai visto, o dei concerti che hai anche fatto. Esatto. Io con i Corda sono andato a suonare a Ingleheim in Germania nel 2016-17, ora non ricordo che anno fosse. Comunque andiamo lì e a un certo punto, mentre arrivo vicino al palco, c'era un odore veramente sgradevole, era del formaggio fuso, incredibile. Eppure quella cosa mi è rimasta talmente impressa da ricordarmi ogni volta la magia di passare in quel posto, perché poi in Germania fanno dei festival molto belli, con il campeggio, le famiglie libere che stanno lì. Andarti a divertire, a sentire musica, ti mettono in condizione di farlo. Sì, ma poi c'è questo... lascia perdere il divertimento, c'è questa cosa proprio che sembra di essere tornati indietro nel tempo quando vai in quei festival. È tutto così innocente, è così puro. Una cosa che mi ha stupito molto della Germania questa, perché sono nato sia con i Cordas che con i Rumba. Quindi vedere questo aspetto ti lascia del tipo, ok, quindi io sono abituato a vedere i concerti solo in questa maniera, ma in realtà c'è tutto un'altra dimensione. Non so se ho risposto alla domanda. Sì, assolutamente. Vabbè, ci facciamo una staffa di mirto. Comunque concludiamo così, con un'ultima staffa, io me la so già bevuta, me la rimetto. E io quando mi intervistano bevo un po' di meno. Vabbè, mo finisce l'intervista, continuiamo a ritmi normali. Allora, alla tua, grazie mille Alen per essere stato qui, a voi. Alla quarta puntata del Sardinia Music Podcast. Un saluto a tutto il pubblico e a presto. A presto.